Professore Cartabellotta, è stata approvata la nuova norma sul Born in Sicily. Ci vuole spiegare per i nostri lettori che cos'è? È l'identità delle produzioni agricole e agroalimentari siciliane. Questa legge guarda le produzioni nate, generate, born viene dall'inglese nascere, generare, che aggancia la produzione agricola al territorio, non più quindi il concetto di fabbricazione del prodotto, per cui l'olio lo possiamo fare poi anche con le olive che vengono dalla Siria o dalla Tunisia. E questa è sicuramente una norma attorno alla quale costruiremo il piano di sviluppo rurale, che ci consentirà anche di declinare le varie identità territoriali e produttive della Sicilia. E si collega con la norma del chilometro zero? Si collega con la norma chilometro zero non visto come il fatto che io possa mangiare l'erba del mio vicino, ma come il fatto che vada a costruire un rapporto di fiducia tra chi produce e chi consuma, perché oggi abbiamo anche riscontrato che il chilometro zero dà la possibilità di vendere anche a distanza dalla zona di produzione, però con un rapporto di fiducia che la moderna magari distribuzione, tutta l'industria si era prestata anche un sistema spinto di importazione di mestici all'estero